Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Come non suonati venute tu, come una luce in dall'oscurità, e stelle appena Buonasera a tutti e bentornati a Giallo Radio Club. Questa sera faremo un viaggio nella musica del passato e nella storia di una cantante del passato un po' sfortunata, e lo faremo insieme a Simona Cascio, autrice insieme a Marcello Randazzo del podcast Crimini dimenticati, che sta riscuotendo insomma un bel successo sui social e che noi seguiamo molto spesso. Bentornata Simona, anzi benvenuta, tu non sei mai stata qua, è stato Marcello qualche volta. Quindi alla fine i Crimini dimenticati è stato già da voi ed è felicissimo di essere ancora Sì. con voi. E non sono, cioè noi non li vogliamo dimenticare, perché No. proprio il mood di questa trasmissione è anche raccontare storie del passato, storie nere del passato purtroppo magari un po' dimenticate. Questa volta, raccontiamo la storia di Graziella Franchini. Avete sentito questa voce meravigliosa, una cantante molto nota negli anni '60 con il nome di Lolita. Graziella Franchini che viene scoperta casualmente mentre, viveva qui a Bollate, tra l'altro, nel '65 a soli 15 anni e già sotto contratto di una casa discografica che allora era molto in voga e vince addirittura il Festival di Pesaro. Il successo apre le porte poi della televisione e della notorietà, addirittura apparirà in un noto, sketch pubblicitario con Ernesto Calindri e quindi grazie al carosello entrava nelle case di tutti gli italiani, molti lo ricorderanno il carosello. Nel '67 vince il Festival di Zurigo con la canzone La mia vita non ha domani, una terribile profezia. Nel '69 viene ammessa alla finale del Festival di Napoli, ottiene diversi successi, partecipa anche a Sette Voci, che era una trasmissione molto nota della TV italiana condotta da Pippo Baudo. Ah no scusate, era Renato Rascel poi, con lei in carosello. Il successo continua, nel '73 arriva al Festival di Sanremo con una canzone che però non viene accettata, viene scartata. In questo vediamo un po', una decadenza della sua carriera e un segno di quello che forse accadrà dopo. Abbiamo già parlato in questa trasmissione, Simona, della storia di Luigi Tenco, con Pasquale Ragone che ha scritto un libro bellissimo sul giallo, insomma, della morte di Luigi Tenco. Diciamo che qui non è successa la stessa cosa perché, a Graziella non è successa la cosa peggiore della sua vita a Sanremo, però sicuramente è legato un po' a Sanremo questa parabola poi discendente. La sua vita torna nell'anonimato, a metà anni '80 si trasferisce in Calabria, alla Mezzia Terme, va ad abitare in un residence turistico, la Marinella, e lì ricomincia a cantare un po', nelle piazze di paese, ottenendo un discreto successo. Trova l'amore ed è lì che, lei insomma spera proprio in questa felicità riconquistata con un medico ginecologo, il dottor Roberto. Ecco, verrebbe da dire che tutto si stava mettendo per il meglio quando invece succede qualcosa di tremendo. Simona, raccontacelo tu. Ahimè, siamo nel 27 aprile del 1986, come hai detto tu Laura, Graziella Franchini in arte Lolita si innamora di Michele Roberto, un ginecologo Sì. che ha già dei figli, ha già Eh. una famiglia e da 6 anni frequenta Teresa Tropea, e questo Mh. è un nome che dobbiamo ben Sì, memorizzare. eh sì. Teresa Tropea, che è una ragazza studentessa di medicina,
che però Mh-mh. è figlia di Caterina Pagliuso, la quale è sorella di Domenico Pagliuso, un famoso esponente, insomma, del clan'Ndrangheta. dell''ndrangheta della zona di Sì, Lamezia Terme. sì. Questo non ci dice nulla e ci dice tutto Sì, fondamentalmente. infatti. Questa relazione che nasce tra Graziella e Michele Roberto viene scoperta dalla fidanzata, Che appunto ovviamente Teresa Tropea, che ovviamente ne è gelosissima, ne è Mh-mh. gelosa, tant'è che leghiamo diciamo a questa scoperta 2 episodi alquanto inquietanti e violenti, Sì, ovvero nel Natale del 1985, addirittura Teresa e la madre minacciano Graziella. Graziella con una pistola che poi il karma ha voluto che sparassi un colpo contro proprio la madre, il marito, insomma, il papà di Tropea sparasse con questa pistola un colpo alla madre. Comunque, a prescindere da questo, Sì. viene minacciata in questa occasione, viene minacciata anche a Pasqua. Mh. Diciamo, viene minacciata con un cambio, una leva del cambio che lei teneva in macchina. Perché? Perché coglie proprio in fragranza I 2. insomma Lolita con Michele Mh. Roberto. Michele Roberto in questa occasione prende le difese di Lolita, di Graziella, e dice, insomma, conferma alla Tropea che la relazione finisce qui, perché comunque lui vuole andare avanti con Graziella Franchini. Questi sono Seriamente. 2 episodi, diciamo, anticamera, no, di un Certo. po' che descrivono un po' la Certo. situazione, questo trio difficile, molto difficile da sostenere, anche perché la Tropea nell'ultimo episodio è anche molto violenta nei Violenti. confronti di Lolita, insomma, le strappa i capelli, la strattona, la ferisce, insomma, quindi Graziella, insomma, anche fisicamente risente di questa presenza. Ma torniamo Tutto a cosa però succede, ecco. esatto, tutto però sta procedendo fino Sì. al 27 aprile del Mh. 1986. Che cosa avviene? Lolita deve andare a San Leonardo di Cutro, in Calabria, per esibirsi in Certo. una piazza, insomma, perché lei amava cantare, quindi anche se la sua, insomma, carriera era un po' in declino, comunque era la sua Continuava a passione, era cantare, sempre sì. molto precisa, professionale. Non si presenta. Sì. Non si presenta, pertanto i manager contattano un manager, diciamo nella zona di residenza di Graziella, per andare a vedere che cosa Che potesse cos'è? essere Infa successo. Trovano una luce accesa, il manager cerca di suonare il campanello, ma non c'è risposta, non insiste. Certamente è che il giorno dopo i dubbi si fanno atroci. Pertanto chiederanno a Italo Montesanti, che è un amico di Graziella, di andare a ad vedere che cosa aprire. potesse essere successo. Italo contatta Michele Roberto dicendo appunto che c'è questa Mh-mh. difficoltà. Michele consiglia di entrare dalla porta del retro della casa, perché Lolita Graziella aveva diciamo l'abitudine, la brutta abitudine di mantenere le porte aperte. Mh. Lei si fidava di quel luogo, si fidava delle persone che ci vivevano, per cui era sempre, diciamo, senza troppi sistemi di sicurezza. Entrano all'interno, la camera da letto e la casa sono in ordine, addirittura c'è Sì. ancora una tazzina del caffè piena sul comodino, entrano in bagno E e la scena invece invece è e dell'orrore. lì è la È scena del dell'orrore. crimine proprio, perché Sì, esatto. Graziella è Allora la morta. scena la sc Mh. la scena è tremenda, nel Sì, senso che, Graziella è riversa nella vasca da sì, bagno, in una pozza di sì. sangue, ha dei tagli, diciamo sovrappubici, anzi direi delle lacerazioni profonde che le causeranno la morte per Sì. dissanguamento, fatte con un collo di damigiana che Graziella teneva, di fianco alla vasca da bagno per dei momenti, diciamo, di siccità, per cui dove conservava l'acqua poi per lavarsi. Vengono trovati dei capelli nelle sue mani e del sangue non appartenente a Graziella, ma noi siamo nel 1986, quindi Infatti ovviamente non ci sono ricordiamo che tutti i non c'è sistemi. infatti Esatto, non ci non c'è il sono tutti modo i di sistemi di di riconoscimento riconoscimento, ed è sì. semplicemente un gruppo sanguigno Sì, che viene diverso. rilevato. Ciò che ci deve sconcertare Sì, di questo ritrovamento è che sul collo, diciamo, di queste sì, damigiane, sul collo della damigiana ci sono delle impronte digitali. palmari che non vengono mai repertate. Certo.
così come i capelli e così Senti, come... chi interviene come forze dell'ordine sulla scena del crimine? Perché Allora, intervengono i carabinieri, però locali, perché siamo... a prescindere da questo, insomma, forse era anche un'epoca in Sì, cui le indagini non erano così approfondite, diciamo come, cioè ancora adesso addirittura si fanno abbiamo degli dei cold errori. case, abbiamo delle Pierina situazioni Paganelli, senza... abbiamo... sì. Esatto. Pertanto, questo è un po' quello che Sì. avviene. Ecco, è importantissimo da segnalare, Laura, Sì. che non ci sono segni di difesa. Quindi E di si ipotizza effrazione, e di effrazione. e di effrazione. Questo un po' perché, come ti dicevo, Certo, lei teneva Graziella la era porta molto aperta. fiduciosa. Però questo che cosa ci Sì. significa? Ci può significare che non era una sola persona ad aggredire Graziella, ma qualcuno forse la teneva mentre immobilizzata l'altra mentre l'aggrediva. l'altra infieriva su di lei. Infatti. Quindi, insomma, questo è un po' quello L'arma, che trovano l'arma come peraltro cifra. è, diciamo, un'arma impropria, così, che si è trovata per caso lì. C'è qualcuno che Bravissima. probabilmente non è andato appositamente per uccidere, ma poi il cosiddetto Sento, con delitto quello che ha d'impeto, trovato, questo potrebbe dire. diciamo, Questo potrebbe potrebbe essere dire. stato anche non meditato, insomma, questo tipo di Ah, omicidio, ma ecco. scaturito da qualche furia Ti magari chiedo immediata. se avete potuto ricostruire, diciamo, lui, Roberto, come prende questa cosa, come apprende anzi la notizia, e se subito va lì, cosa succede? Allora, diciamo che Roberto è una figura quasi virtuale, nel senso Ecco. che da qui in poi sparisce. Cioè, nel senso che diventa una sorta di uomo ombra. Su di lui non vengono fatte indagini, più che altro ci si focalizza su un'unica pista, in Sulle verità. donne, Un'unica pista che tra l'altro sarà il ovviamente. fil rouge poi anche del processo, cioè il motivo passionale. E le donne, Motivo le 2 donne, perché ovviamente avevano già minacciato, quindi è la pista più facile, possiamo dirlo. Sì, avevano Eh. minacciato, ma attenzione, perché abbiamo 2 testimoni, che testimoniano anche la loro presenza, Infatti. nella zona della Villa Marinella, insomma. Addirittura arriva una lettera anonima che proprio identifica, colloca, diciamo, Sì. le 2 donne tra le 13 e le 13:30 vicino alla casa di Graziella. Così come anche un testimone in motorino, Piro Naggi, si chiama il Sì. signor Piro Naggi, che conferma anche lui, intorno a quell'orario, di Di aver aver visto queste visto 2. Tropea e la madre, nella zona dove appunto abitava Quindi scusa, Lolita. ti fermo un attimo. Invece di fare, diciamo, ecco, come si fa oggi, no, la prima cosa che si fa è un'analisi vittimologica, no, per capire, chi sono le persone che No. ruotano intorno alla vita della vittima, che cosa faceva la vittima, eccetera, eccetera. Ci si basa subito sulle testimonianze e, non si fanno confronti di altro tipo? Diciamo che scientificamente Eh. ci son delle lacune notevoli. Esatto, cioè non per carità, Perché allora scusami, c'è ma un è vero che non c'era il DNA, okay, in Italia perlomeno, ma, sì. se, cioè, si è stabilito quel gruppo sanguigno di quel sangue ritrovato lì, se No, appartenesse a no, una delle 2 indiziate? no. No. No, la pista è proprio quella, cioè reputiamo che, la Sì, Tropea e la madre siano colpevole, il movente ce infatti dopo l'ave vengono arrestate dopo 3 giorni, sì, dal sì, fatto, il 30 aprile, vengono arrestate e, accusate di omicidio volontario in concorso. Quindi non ci sono sì. altre aperture, in verità, Ma non loro ce ne però sono. negano, no? Loro non solo negano, Eh, allora, diciamo che si apre un processo sì. che è tutto il contrario di tutto, Mh. ovvero, intanto le 2 donne, ma soprattutto la Tropea, hanno delle ferite Eh. addosso. Mh. Hanno delle ferite, che, gli avvocati, della Tropea giustificheranno come, diciamo causate dallo svenimento che la ragazza in effetti ha avuto al momento dell'arresto, quindi questi lividi e delle ecchimosi Mh. che sono state procurate Mh. dalla caduta.
Okay. Questo è ciò che dicono gli avvocati. Certo, ci fa pensare che la versione della ragazza sia ancora diversa da quella dei suoi avvocati, ovvero Certo. dice di essersi ferita con delle rose Ah. nel giardino. Quindi, Beh, però una ferita di una rosa è diversa da un livido ed è diversa da una è ferita diversa da di lì, ma non un solo. oggetto tagliente. Il professor Grandi, che è il perito di parte Sì. civile, dice che queste ecchimosi, questi lividi sono stati realizzati molto prima dell'arresto, Ecco, cioè, però anche questa cade nel vacuum, va diciamo. bene. Sono tutte ipotesi che in fase di processo non vengono più di tanto approfondite. In modo particolare, tra l'altro, ci si focalizza, grazie al professor Mancini, che invece è il perito Perito d'ufficio, d'ufficio, sì. esatto, sull'orario della morte. Ecco, brava, Ecco, proprio questo ti volevo chiedere. questo sarà, diciamo, vitale per la tropea, ma porterà al nulla per la giustizia di Lolita. Perché? Perché il dottor Mancini, diciamo, valutando la quantità di urina Sì. all'interno della vescica e ovviamente anche il rigor mortis, E il cibo, eccetera, deduce che Mh. sicuramente l'omicidio è avvenuto tra le 15 e le 18 di quel giorno del 27 aprile. Ora, questo viene completamente contraddetto Infatti, perché i dal testimoni le hanno professor viste Grandi. prima. Anche perché lui dice potrebbe anche essersi, diciamo, liberata prima delle urine e poi, cioè, non è così Scientifico, lineare sì. che la ragazza. Quindi dice potrebbe anche essere morta prima, verso le 13, che era poi l'orario che i due In testimoni, che tra l'altro a processo a svaniranno e nel nulla. infatti a processo poi Esatto, esatto, è un crescendo. Pertanto, un altro elemento, che diciamo, confonde è proprio il fatto che il professor Mancini dice che lo stomaco era vuoto, mentre il professor Grandi dice che nello stomaco c'era tutta la colazione. Quindi comunque lo stomaco era pieno. Quindi non è Quindi è prima, necessariamente detto certo, che la donna non abbia mangiato, cioè può essere anche stata uccisa alle 13 certo, veramente, o certo, comunque prima delle 3. certo, certo. Comunque vada, Comunque vada, la tropea ne esce pulita. sì, Perché? vengono assolte, Perché giusto. esatto, focalizzando alle 3 diciamo la morte, la tropea era, mostrando Aveva un tanto il alibi. biglietto, alle 2:30 sul treno che la portava a Messina per l'università. Quindi la ragazza assolutamente risulta con un alibi di ferro, certificato dal biglietto, Vabbè, ma il biglietto non era diciamo nominale? Era nominale? come Il biglietto era nominale, era a casa sua? era un biglietto timbrato e comunque lei era sul treno, L'hanno trovato a casa quindi sua. Okay, sì. era sul treno alle 2:30. Mh. Quindi, comunque sia, se si poneva la morte alle 3, ovviamente, si doveva escludere, Certo. la tropea. Dunque, cosa succederà poi nel Eh. processo? Nel processo verranno assolte in 3 gradi di giudizio per, ti leggo esattamente Sì? quello che viene scritto, per il complesso di perplessità, quindi assolutamente per insufficienza di prove. Cioè Caterina Pagliuso e Teresa Tropea non hanno ucciso Lolita, pertanto caso chiuso, crimine dimenticato. Purtroppo è dal 1886 che questo caso non viene ritoccato, non viene aperto, non viene Quindi rianalizzato. lui invece torniamo a lui perché mi interessa molto la figura di lui. Lui, cioè Ecco, proprio sparisce, non partecipa nemmeno al lui processo, non viene da mai lì intervistato. poi basta, diventa aiutato appunto a dare l'indicazione di andare nella porta del retro, insomma, comunque lui amava Lolita, Sì. perché No, anche no, ma quando io ha non sto preso. dicendo che sia stato lui assolutamente, No, però no, 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 secondo me era assolutamente. importante Lui invece la sparisce, sua comunque sparisce. Nel eh, discorso processuale non c'è. non c'è. Non viene neanche proprio. Ecco, diciamo ruotava intorno alla vita di Lolita a parte lui in quel momento? Cioè aveva dei Allo parenti, a aveva allora Lolita fondamentalmente, come ci dirà anche Donatella Pacchiarini, che è la sì, la moglie di sua Mario Tessuto, che è una sua carissima amica che abbiamo intervistato sì, nella puntata, purtroppo teme
per Graziella. Non teme per la sua vita, ovviamente non poteva immaginare con tanta tragedia, ma teme per la sua vita perché È sola. fondamentalmente, a parte i manager con cui lei appunto collaborava, lei viveva da sola in questo residence che d'estate era pieno di vita, ma d'inverno era Certo, completamente certo, vuoto. potete Quindi anche immaginare. questo è un pochino indicativo, Mm. cioè certo vivendo nell'ambiente musicale, seppur locale, la sua casa era considerata un po' un porto di mare, questo bisogna dirlo, cioè era una ragazza molto allegra e frequentando appunto l'ambiente dello spettacolo non era una donna chiusa, insomma, quindi faceva spesso delle serate con gli amici, insomma, però la sua cara amica non abitava lì. Quindi quando andava al nord, diciamo, la trovava, si confidava, eccetera. Mm. Era un mondo così, fatto di amicizie, proprio perché lei era proprio allegra, era solare. Ecco, e tutte queste persone non sono mai state sentite. No, Mai. no, l'unica pista è stata Cioè, sempre e quelle solo due. quella passionale finita così, Ma come lì. quelle testimoni che poi dopo, più che ritrattano o scagionano, proprio non dicono nulla, non confermano, ecco. No, Eh, perché dicono di non ecco. ricordarsi che forse non era quell'ora, forse non erano neanche le 2 donne. No, allora questo è Quindi molto importante perché, cioè, voglio spiegare ai radioascoltatori che è vero, la testimonianza è una delle prove, degli indizi, diciamo meno, importanti, oggettive. meno oggettive, ed è Mh. sempre così, perché spesso un testimone, può confondersi, ehm, delle volte no ovviamente, però non sempre si è precisi. È ovvio che allora dobbiamo pensare che non c'erano telecamere di videosorveglianza, non c'erano le celle telefoniche perché non esistevano ancora i cellulari, quindi c'era ben poco. Ecco, per esempio, non si sa se sia stato fatto un tabulato del telefono della villa, se c'erano telefonate particolari in quei momenti. Nulla di tutto questo. Non è stato dagli atti non si apprende nulla di tutto questo. Come ti dicevo Laura, si è basati solo su quella pista, proprio a causa degli atteggiamenti violenti comunque della tropea e, No, beh, allora diciamo non che, si il movente ci poteva stare. certo. Ehm, ovvio che però, cioè giustamente le Allora, hanno assolte, cioè secondo me le hanno assolte giustamente, perché non c'erano così tante prove, o perlomeno 3 indizi gravi e concordanti che potessero portare ad una reale responsabilità e soprattutto alla loro presenza sulla scena del crimine. Magari se si fossero fatte, non lo so, le impronte o il gruppo sanguigno di quel sangue lì, non lo so, forse qualcosa di più ci poteva essere. ma guarda Laura, allora io ti dico, la Corte d'Assise di Catanzaro addirittura Mh. afferma che sarebbe stato controproducente per la tropea Ma uccidere infatti, Graziella. Perché? avrebbe Non perso il suo perché uomo comunque per sempre. bravissima, bravissima, perché Certo, comunque lui al momento dell'attacco a Pasqua, lui ha preso le difese di certo. Graziella e addirittura ha voluto No, concludere voglio la dire, storia più che altro con avrebbe Tropea. dovuto uccidere lui nel delirio, voglio dire, metti di Sì, 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 narcisistico, patologico, anche, di anche, però gelosia, sai, non uno può lei. pensare, l'uomo che ama non va a eliminare lui, va a eliminare l'antagonista, ma sarebbe stato controproducente perché lui, Roberto, aveva difeso Graziella e aveva chiuso la relazione proprio per questa scenata che aveva fatto la tropea. Quindi uccidere, diciamo, Graziella avrebbe ancora di più Infatti. aumentato il distacco emotivo tra Infatti con Roberto lei. e la tropea. Infatti. Però Quindi tutte queste piste assolutamente non vengono prese in no, considerazione, però però ce ne potrebbero attenzione, essere tante, no, però anche Laura, c'è da fare una riflessione. mh, Qual è? Il tipo di omicidio. Allora, intanto sì, è proprio Alpube. sì. Perché? Perché allora, adesso per carità, A livello simbolico, ecco, nella sì. foga di un omicidio da raptus Sì, non vedi. magari è stato casuale, Mh. però attenzione, io non la vedo così, Cosa casuale, cioè dice secondo me si l'autopsia? poteva Ecco, di questo, cosa dice l'autopsia delle sì. ferite? No, lei ha solo questa Mh-mh. ha delle chimosi, dei lividi, Sì. però ha proprio, questa lacerazione mortale Mh.
proprio sopra il pube, Mm. fatta con appunto questo collo di Giamigiana rotto, molto profondo, che le ha causato ovviamente il dissanguamento e la morte. Senti, facciamo un Mm, minuto di pausa e poi torniamo a bomba su questo che è molto interessante. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. A marzo, E lo sbirro diventa gangster. il film più adrenalinico dell'anno Tu non sei un killer, io sì. arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler, nella tana dei lupi 2, Pantera, Nessuno può fregarmi. dal 6 marzo al cinema. A febbraio Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna Piccolo Darcy, che si dice? per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. Io considero ogni sequestro come un episodio di guerra. Tutte le volte cerco due cose: liberare l'ostaggio e fare un passetto che ci avvicini alla fine della guerra. Claudio Santamaria e Nicola Calipari. La solidarietà di Roma per Giuliana Sgrena, l'inviata del manifesto rapita a Baghdad. Con Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, siamo tornati, stiamo raccontando la triste vicenda, la fine, insomma, la morte violenta di Graziella Franchini, detta Lolita, una cantante molto famosa negli anni 60, primi anni 70, che purtroppo fu uccisa il 27 aprile del 1986 nel residence La Marinella in Calabria, vicino a Lamezia Terme. Ne stiamo parlando con Simona Cascio del podcast Crimini Dimenticati. Loro hanno fatto veramente un lavoro certosino, sono riusciti ad intervistare non solo l'amica di Graziella Franchini, ma anche un appassionato, possiamo dire, no? Mirko Mirri, che ha recuperato audio, foto dell'epoca, e quell'audio che abbiamo ascoltato, poi alla fine della puntata magari ascolteremo un altro po' la voce bellissima di Graziella Franchini, è proprio ritrovato anche da lui. Senti Simona, stavamo dicendo delle ferite, di questa ferita sul pube. Sì. Ecco, Sì. perché non hanno pensato che potesse essere magari un maniaco, oppure magari qualcuno legato al mondo della musica? Allora, come ti dicevo Laura, allora l'unica veramente sembra impossibile, perché ai giorni nostri sembra Sì. impossibile, perché sono tantissimi il ventaglio di ipotesi che si fanno quando sei davanti a un omicidio, Certo. sono tante. Qui invece no, qui proprio ci si è incanalati in quel discorso lì, cioè l'omicidio passionale. Per carità, allora noi abbiamo anche intervistato Ferdinando Gaetano, che è un Mh-mh. giornalista investigativo che ha seguito questo caso, proprio Ai tempi. l'esperto, diciamo, del luogo più credibile, in assoluto più professionale che abbiamo potuto trovare, e lui ci ha confermato che durante le indagini è stato avvicinato da insomma Un informatore. un esponente dell''ndrangheta, Ecco. che ha in effetti indicato come mandanti di questo omicidio i Pagliuso. Quindi sono tante, diciamo, le onde che arrivano a questa foce. Certo. Però
visto il luogo in cui ci troviamo, forse la prima pista che uno può pensare, no, è come Camilleri, no, quando scriveva di Montalbano, la prima pista che tutti pensavano per qualsiasi omicidio era quella legata alla criminalità organizzata, poi in realtà era sempre tutt'altro. Qui hanno fatto il contrario, cioè proprio non sono andati proprio sulla criminalità organizzata. Però che No. interesse poteva avere la criminalità organizzata a far fuori questa cantante? Allora, io sto facendo delle Sì, no, ipotesi, pure io assolutamente ho delle domande stiamo che mi fa ragionando a voce alta. certo, delle domande che mi faccio, non Verrebbe da dire come negli omicidi di Cluedo, che è stato il sì, maggiordomo, poiché sì, Caterina Pagliuso era sorella di Domenico sì. Pagliuso, boss dell''ndrangheta di un certo Mh-mh. rilievo, si poteva immaginare che un torto Ah. di questo tipo, magari alla Mh. nipote, avesse potuto Ma far scaturire questa violenza. ma Allora io credo che avrebbero potuto fare sparire eh, eventualmente Graziella. eh. No, Sì. nella Era più letteratura diciamo sì, dell''ndrangheta, ecco, succede questo il sì, più delle volte. sì. O bastava, fingere un incidente o insomma loro i No, mezzi e le capacità ce li han, ma non è stato così. no, È no. stato qualcosa di estremamente fisico, Sì, secondo sì, me, sì, sì. molto quasi sessuale, non so come dire. Ecco, e infatti E proprio questo ti volevo chiedere, hanno visto se per caso c'era stata violenza anche da quel punto di no, no, vista? no, sul corpo non c'erano Niente. segni di violenze, Okay. soltanto, questa lacerazione Mh. molto profonda Ma a me fa mortale. pensare a un serial o a un non lo so, un Però maniaco. lei non si è difesa, Di più. cioè ci sono tante Mh. incognite in questo delitto. Lei non ha segni di difesa, quindi, sai, se fosse stato un unico, diciamo, malintenzionato, Sì, lei si sarebbe difesa sì, in qualche certo. modo. Mh-mh. Mentre, in Non e il questo caso no, quindi tossicologico non forse 2 esisteva? persone? Il Come? tossicologico non esisteva per capire se Niente, non sono stati fatti eh, approfondimenti non sono state neanche, eh, diciamo, come si dice, catalogate le impronte palmari. appunto. Vabbè, quello Niente, non è è stato gravissimo. repertato nulla, non sono stati repertati i capelli che aveva nelle mani. Ehm, a me quello che Mh. lascia molto, 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 un bel punto di domanda è anche l'arma utilizzata. Come hai detto Infatti, tu, anche a me. non è un'arma programmata, No. ripeto, l''ndrangheta non credo che si No, avvalga di ma quello va. che trova in una casa, anzi sono ben attrezzati. No. Quindi è un'arma di fortuna. Sì, sì. Un'arma di fortuna è anche un'arma, in cui ci vuole una certa forza fisica, perché per Eh rompere beh, una certo, per damigiana, rompere una damigiana, come l'ha rotta? cioè Eh. ha rotto proprio il collo della damigiana, quindi, E si è anche non ferito o si ferita. sarà infatti c'erano Eh, delle tracce di sangue eh, che non son state eh. analizzate approfonditamente, o comunque se è venuto fuori un gruppo sanguigno non è stato comparato con nessuno. Quindi, Assurdo. ehm, ci vuole una certa forza e soprattutto io la vedo, già disorganizzata, quindi l''ndrangheta non è Assolutamente, disorganizzato, assolutamente. parliamoci chiaro. Se volevano minacciarla in qualche modo non l'avrebbero uccisa, perché loro o minacciano, se decidono di uccidere ti ammazzano, non Sì, certo sì, sì. spaccando la damigiana perché Ma non hanno sì. le armi, cioè, voglio dire, Ma no, ma no, ma allora bastava quella anche un pista secondo me coltellino per è uccidere. proprio la pista cioè, in effetti le piste che almeno a cui penso io che mi rimangono nella testa sono di più o veramente loro 2 che poi se la son cavata e ormai basta, non si possono processare più per lo stesso reato, Ma ti oppure qualcun altro che la conosceva comunque o che comunque sapeva chi era, che è entrato appositamente lì. Ma ti farei una domanda, Laura, Mh. tu che sei una giallista, ma secondo te se fossero state queste 2 Sì, donne, comunque sia di un certo ambiente, comunque sia lei aveva una leva del cambio sempre in macchina e la prima volta è arrivata a minacciarla con una sì, pistola. appunto. Ora, Prendi se una b avessero voluto davvero eh, farla fuori, non arrivavano già armate? Avevano bisogno di rompere la damigiana per no. non la Oppure vedo avrebbero preso un possibile. coltello dalla cucina, voglio dire come No, no, fanno ma loro diciamo il arrivavano già 90% degli armate le 2 assassini. volte in cui l'hanno Eh. minacciata, quindi
potevano No, serenamente, no, ma infatti, diciamo, già arrivare organizzate, ecco, tra no, virgolette. Quindi io infatti. non credo che, come dici tu, in effetti l'ombra di un sadico potrebbe Sì, anche starci, molto, molto. Cioè, è proprio il tipo di delitto. Senti, ma dunque, volevo chiederti, chi aveva cioè, tu hai parlato di parte civile nel processo. Chi era la parte Sì. civile nel processo? Allora, la parte civile era la famiglia, direi, in Ecco, la modo famiglia non ha particolare. mai Ecco, allora ti riporto quello che mi è sì, stato sì. raccontato. Praticamente, la sorella Luigina, la sorella Mh. di noi abbiamo provato Sì. Ah, a contattarla, perché nel nostro canale Crimini Dimenticati su certo, YouTube intervistiamo, proprio perché vogliamo è giusto, recuperare il ricordo della persona, i parenti più stretti, ma proprio giusto. per avere un ricordo, no, Sì, della sì. persona in vita. Ecco, ci è stato proprio sconsigliato di contattarla perché, ha negli anni, infatti Mh. Donatella, Mh-mh. l'amica di Lolita, era sua amica anche, c'è stato proprio un gelo, Mh. una chiusura Come se completamente avessero di voluto que dimenticare. No. sì, Mh. sì, Pure come se loro. non volessero più parlarne. Ecco. Cioè Capita. senza dover andare avanti, senza lottare per avere la verità. Noi abbiamo avuto delle interviste nelle altre storie di cold Sì, case che abbiam sì. trattato, dove i familiari si battono. Mi viene in Certo, mente ma Manuela pensiamo Murgia, nonostante archiviazioni su sì, Manuela Murgia anche archiviazioni. noi l'abbiamo trattata qui, Cioè, ma la anche Cristina Elisabetta Murgia Mazzotti. non dorme la notte, Ma cioè per riuscire a trovar la certo, verità. ma voglio dire anche Cristina Mazzotti che hanno riaperto dopo tanti anni, sappiamo, no, si sta celebrando il processo Certo, a Como per il primo, rapimento certo. proprio dell''ndrangheta insieme Sì, ad altri primo balordi. rapimento credo che sia stato in Sì, Italia, tra di una l'altro. voglio dire Sì. lì, i parenti io ho incontrato c'ho parlato con i nipoti, sono lì, li vedi, sono lì, vengono lì. Quindi, qui ci fu una parte civile nel processo, costituita e poi dopo, tutto è stato dimenticato. In realtà Simona ci insegna che qualcosa però si potrebbe fare se qualcuno volesse recuperare insomma, qualcosa di quest'indagine, giusto? C'è qualche reperto che si può analizzare ancora? Questi reperti non sono mai stati catalogati, Ah, non ecco. sono mai stati repertati, quindi direi proprio di no. Mh. Cioè, qui non siamo addirittura in un momento di malconservazione dei reperti. No, no, qui non sono mai stati repertati. Cioè Cioè ci le sono le nelle relazioni, sappiamo che c'è quest'impronta che però non viene ci son delle fotografie? beh, quelle fotografie che tu stai facendo vedere Sì, sono quelle che erano negli atti. sì, sì. Quindi è quello che abbiamo, cioè non catalogando dei Mh. reperti, secondo me, si ha quasi la certezza di non poterci fare più nulla Anche ad perché un la certo punto. riesumazione porterebbe a ben poco oggi, La immagino, no? riesumazione tra l'altro deve essere richiesta Sì, e sì, anche certo, lì e deve essere la non c'è famiglia nessun anche. interesse a farlo. Certo, deve essere anche la C'è nessun famiglia interesse a farlo. e Almeno sembra che proprio Luigina, da quello che mi hanno detto, non non voglia, voglia più parlarne, non non voglia più parlarne. Mh-mh. sono contesti anche molto complessi secondo me Sì, e quindi bisogna anche viverci dentro questi certo, contesti certo, certo. per capirli, però sicuramente questa donna È un peccato. sì, è Non un ci sono peccato. stati negli anni o in quel periodo degli altri omicidi insoluti di questo tipo magari in zona? Non lo sappiamo, non è No, con questo modus con quel operandi modus operandi no. almeno da quello che ci diceva Ferdinando Gaetano, Sì. no, non c'erano, omicidi Era il riconducibili periodo diciamo a del mostro di Firenze forse, no? come? Mi sa che era il periodo del mostro di Beh, Firenze. gli anni '80 sì, Quindi ci secondo me siamo, magari però potrebbe essere un emulo, qualcuno che potrebbe essere un caso zero dici perché tu no? di No, un questo emulo. Cioè il mo sì, 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 anche, no, non anche, penso che anche. Pacciani sia andato fino in Calabria, ma Neanch'io anche perché io penso. sono convinta che sia Tu dici Pacciani il magari mostro di qualcuno che Firenze. voleva provare ad uccidere, No, ma, beh sì, purtroppo fosse stato il mostro di Firenze il primo da emulare per questi maniaci, ma ce ne sono tanti, quindi, tantissimi. Sì, sì, sì. in effetti
allora quello che secondo me un po' non fa pensare, cioè è difficile pensare forse a un sadico, ed è per questo che hanno abbandonato l'idea, è il fatto che lei non si fosse difesa. Certo, certo, però non sappiamo se l'avesse drogata, perché nessuno ha mai fatto giustamente, cioè Ah no, c'era una tazzina di caffè piena sul comodino di Graziella, ma in effetti non ci sono valutazioni a riguardo. In effetti poteva anche essere drogata e averne bevuto magari giusto un sorso e aver perso un po' di conoscenza. Ma, lei era sicuramente sola quella notte o magari aveva passato la notte con qualcuno, non si sa. Non si sa perché nessuno ha visto niente, Allora lei, quella notte sarebbe dovuta andare a esibirsi, Mh. attenzione, quindi doveva andare in Calabria, in La notte Calabria lì a prima, la San notte Lorenzo di prima. Cutro. Sì, Mh. sì, sì. Sì, giusto. Quindi doveva proprio andare in un'altra città a esibirsi, e lei non aveva mai, diciamo, Bucato una saltato serata, ecco, saltato una un'esibizione, o era molto professionale da questo sì, punto sì, di sì, sì, vista. sì. Quindi io dubito che, fosse in compagnia di qualcuno quella sera, perché comunque doveva recarsi lì da sola. Che idea si è fatta la sua amica cosa ci ha raccontato un po' di lei la sua amica? Non diciamo tutto perché così la gente si va a vedere Crimini dimenticati su YouTube, però Certo, allora la qualcosina sua amica possiamo era proprio dire. la sua migliore amica. Sì, sì. Quello che racconta di lei, consiglio di andarla a vedere, ma Sì. perché non tanto perché di Crimini dimenticati, perché c'è un amore che viene Sì, è fuori da vero, quelle è vero. interviste Tra l'altro è meravigliose. una donna molto lucida, molto piacevole, No, una sì, persona meravigliosa che, aveva appena perso tra l'altro il marito, Mario sì. Tessuto, proprio quando l'abbiamo intervistata da una settimana. Ricordiamo che E Mario Tessuto è il famoso autore e Lisa cantante dagli di occhi blu. Lisa dagli occhi blu, per cui Esatto. strafamoso. Quindi non è La che stessa Graziella Donatella Franchini dice fosse proprio che una sfigata, insomma era molto in voga ai all'epoca, tempi ecco. era molto, molto famoso, era un Sì. discografico molto famoso, Sì, e lui ha sì. prodotto una canzone di Sì? di Graziella, che è La felicità, se non vado errando. Ma, Donatella, racconta di questa amica come di una persona solare, Sì. meravigliosa, sempre che credeva in tutti e tutto, e Forse. non ha fatto in tempo Mh. a raccontargli di questo amore di Michele Roberto. Però, Pensa. lei non evinceva nella voce di Graziella, della preoccupazione. Cioè, io Sì, sì, sfido sì. qualunque donna che viene minacciata da 2 donne con una Certo. pistola, o con una Beh. leva del cambio, a non comunque in qualche modo Sì, sì. dubitare, Magari no, se continuare sottovalutava, o meno. boh. Come? Le sottovalutava oppure diceva: "Ma sì, son 2 mezze pazze che non faranno mai Forse sottovalutava, sì, eh, oppure aveva magari il suo lavoro, o comunque questa nuova amore, relazione che la prendeva molto, perché l'ha certo. raccontato a Donatella che era proprio innamoratissima di lui. Quindi però lui comunque aveva anche l'altra relazione, da 6 anni Appunto, con vabbè. la Tropea. Eh, Con la eh. Tropea. Son stati E scoperti, la dalla moglie invece Tropea. era separato dalla moglie, no, non ci Sì, sì, lui era separato dalla moglie, aveva dei okay. figli, aveva cominciato questa relazione, Sì, da 6 anni con la Tropea, eh. Mh. e da 1 mese frequentava, Graziella. Che era sua Quindi, coetanea più o meno, diciamo. La ragazza no, era lei più era molto giovane. giovane, lei era molto più giovane, la Tropea, Ah. perché era ancora una studentessa Appunto, no, no, dico universitaria. la Graziella rispetto alla Tropea era Ah, sì, sì, più della sua età, insomma, più era âgée, diciamo, sì, no, nel esatto. senso che magari lui con la Tropea si sarebbe sistemato cioè scusa, con la Graziella si sarebbe sistemato, la Sì. Tropea era probabilmente sì Invece vabbè. quello Non che lo ci ha so, il colpito personaggio tanto. mi inquieta, ma voi non l'avete cercato? Sapete se è ancora vivo? Se No, non l'abbiamo trovato in nessun modo. Non magari no. l'abbiamo trovato in nessun modo, magari si è anche Sì, trasferito, o non è più vivo, non chi lo c'è più. sa, perché comunque era legato a questa il suo nome era legato a Certo, questo certo. contesto. Ma invece, volevo questa storia di come sempre capita, nei cold case che seguiamo, Mh-mh. se posso raccontarla. Certo. Ogni cold case di cui abbiamo parlato nel nostro canale, nasce da qualcosa di strano, di miracoloso. Mh. Cioè, per esempio, Manuela Murgia, quando abbiamo captato, no, questo caso
che abbiamo approfondito, ci è arrivata quel giorno stesso una mail di una follower che diceva: "Parlate di Manuela Murgia per favore". Ed è Guarda un po'. successa la stessa cosa con Mirko Mirri, cioè Mirko Ah, Mirri ha avuto la stessa illuminazione nostra. Cioè lui un giorno non era un fan di Graziella Franchini, si è seduto, ha guardato questa trasmissione al telefono giallo dove sì. annunciavano la morte di Graziella Franchini, da lì in poi la sua vita ha avuto solo una missione, cioè quella di parlare di Graziella Franchini. Ed è un po' una missione per noi di Crimini Dimenticati, ma credo anche per te Laura che fai Sì, questo lavoro, certo. molto comprensibile, cioè quasi come se questi casi ci chiamassero, È vero. volessero Beh, sai, parlare poi di... ne abbiamo parlato, ne avrei voluto parlare anche prima, proprio in occasione del Festival di Sanremo, non che, ripeto, sia legato al Festival di Sanremo il delitto, assolutamente no, però, guarda caso è successo proprio in quel periodo che voi avete messo a punto tutto, e poi dopo io ne ho parlato con Marcello e abbiamo detto: "Dai, parliamo di", perché io ho detto: "Mi piace, parliamo una volta di un altro cold case, di questi meno conosciuti, però non meno importanti", e lui mi ha Assolutamente. detto: Beh, Crimini "Facciamo", Dimenticati fa questo, non infatti, conosciuti, infa dimenticati proprio dai eh. media e No, beh, dimenticati devo dire anche... che anche noi qui nel nostro piccolo, ne abbiamo Certo, trattati qualcuni di questi meno, che però io per esempio magari seguo da tanto tempo, da tanti anni, io stessa nel mio lavoro proprio, ehm, di alcuni diciamo che la possibilità che, si possa riaprire, insomma ci sia qualche speranza c'è. Per esempio per Manuela comunque c'è al lavoro un criminolo, cioè c'è tutto un team, c'è la famiglia attivissima, ma qui veramente mi sembra, il deserto dei tartari, ed è così, terribile questa cosa, è terribile. sì, però come ti dicevo ci sono persone tipo Mirko Mirri che Sì, ancora non si arrendono. mh, Quindi chi lo sa, magari io mh. la vedo difficile perché senza poi reperti, senza sai, è un po' Eh. difficile riaprire dei casi senza poi Sì, delle senza prove. reperti e senza più che altro anche le persone dell'epoca, perché bisognerebbe andare a risentire quei testimoni, chi c'è, se è vivo, no, a Sai, i recuperare. testimoni già al Come processo fai? Come fai? È difficilissimo, è hanno negato difficilissimo, alla sì. fine di Mh. essere certi di quella testimonianza. Sì, come dicevi tu, il testimone poi lascia un po' il tempo che trova, devo essere sincera. Io Ah, son credo d'accordo. Sì, sì, sempre sì, sì. che siano le indagini e Sì, anche quelle scientifiche sì. che oggi ci possano portare Ecco. a delle verità. No, ma questo l'abbiamo detto sempre, anche perché è proprio il principio di Lockhart del del 1700 che dice che comunque l'assassino lascia sempre una traccia, poi sta all'investigatore trovarla, esaminarla o non trovarla o non volerla vedere o non volerla trovare, eh. Quindi Eppure non Laura, esistono i delitti perfetti, ma le indagini brava, è imperfette bravissima. Tutti i anche cold oggi. case di cui noi Eh parliamo sì. sono tutti delitti perfetti. Eh, Attenzione. eh, Quindi pensate a Lidia Macchi, no, io ho questo tarlo veramente incredibile lì, eppure abbiamo avuto anche la riesumazione della salma, ma è molto difficile quando passano gli anni, è molto, molto difficile trovare anche se qualcosa. la Mazzotti ci Ah insegna... no, beh certo, la Mazzotti, ma non solo lei, ce ne sono anche Nadacella. Io sto andando al processo a Genova, sto seguendo il processo di Nadacella, anzi faremo sicuramente una puntata magari un po' più avanti, perché siamo alle prime battute del processo e si rivela già molto, molto interessante questo processo. È stato riaperto grazie alla famiglia, alla lotta della famiglia, ma anche di una criminologa che è riuscita, attraverso un bottone che era stato un po', in realtà era stato esaminato quella pista lì, ma solo per 3 giorni ed era stata poi dimenticata. È stata riaperta e sembrerebbe, essere, quella che regge, cioè ci potrebbe anche essere un colpo di scena in quel delitto lì, come Beh, ma sai anche altri delitti come mh. Elisa Claps per esempio, Brava, brava, hai è visto giusto, dopo addirittura il 19 destino era anni, a Londra, cioè stiamo dopo in 19 anni. Inghilterra, stiamo parlando veramente lì di Mh. un caso fortuito che Pazzesco, grazie a pazzesco. Dio un assassino seriale, Sì, che sì. poi in Inghilterra non si scherza rispetto Sì. forse all'Italia, e quindi c'è stata un'indagine molto più Sì, approfondita sì, che sì, insomma sì. ha portato poi, quindi chi E lo ora sa. su cosa state lavorando, se ce lo puoi dire?
Allora, stiamo lavorando su 2 casi paralleli, e sono tra l'altro, tra mezz'ora intervisterò proprio il figlio di questo cold case. È un cold case che è molto simile a quello che noi abbiamo già trattato di Klinger, il professor Ah, sì, Klinger. sì, ne abbiamo parlato qui. Quindi Sì. è un cold case per cui sta lavorando per noi anche una criminologa per cercare di capire quali sono le somiglianze che potrebbero esserci fra questi 2 casi, e stiamo lavorando anche a una svolta che potrebbe essere anche un'esclusiva di un caso che abbiamo trattato sempre nel nostro canale, Antonietta Longo. Sì, me lo ricordo, sì. Perché è una criminologa che si è appassionata al nostro canale, sta Bene. facendo delle indagini e forse c'è un risvolto esclusivo. Molto E interessante. adesso a Allora breve ci ti stiamo dico proprio già che poi lavorando. dopo ne verrete a parlare qui. Parliamo Assolutamente anche noi sì. di Tra Antonietta l'altro Longo. l'autore del libro Io sono Antonietta, che è il Sì. pronipote di Giuseppe Reina, i diritti del suo libro sono stati acquistati, Per non mi un ricordo fiction, per una... bravissima, Ah, bene, bravissima, bene. esatto. Sì, Quindi vanno molto di Antonietta anche lei moda. vuole che parliamo di lei ancora e lo Bene, faremo. bene, bene. È un po' ridare, vita a queste Dignità, persone, brava. dignità soprattutto a questi morti, perché tutti hanno la stessa dignità. Cioè, voglio dire, alla fine Nada Cella, se ci pensate, faccio un esempio così visto che la sto seguendo, è un caso quasi fotocopia del delitto di Via Poma, semplicemente per Certo. la scena del crimine, Sì. poi su Via Poma io ho le mie idee, ne abbiamo parlato con Raffaella Fanelli e siamo perfettamente d'accordo, mi sa che l'assassino è morto. Invece qui abbiamo qualcosa di più concreto, quindi, vediamo cosa succede. Io ti ringrazio tantissimo Simona, vogliamo Grazie a te. concludere mandando di nuovo questa bellissima voce. Tra l'altro ricordiamo che, Graziella Franchini cantava anche in napoletano perché fu prodotta Sì. ecco, però poi, cantò anche, queste canzoni italiane molto, molto diffuse. Ma senti, ma perché secondo te a Sanremo non la accettarono la canzone? Boh. Beh, forse non rientrava nei canoni del Mh. sai, magari anche lì ancora c'erano le case discografiche Era il che premevano. 73, era il 73, sì, 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 sì. Non ti saprei dire perché non sono un'esperta in Sì. questo settore musicale, No, no, nemmeno io. quindi non ti saprei dire, Però come guarda, tanti insomma che son stati. Però di una cosa son contenta Laura, sarò velocissima, noi siamo felici di aver ridato un'immagine sì, pulita di questa ragazza, perché si è assolutamente. detto veramente di Eh sì, anche tutto. perché poi il nome, magari in realtà la sua amica la chiama Lola, che è così carino Sì, Lola. Ma lei il sì. nome tra l'altro ricordiamolo che spesso son le case discografiche a scegliere un nome E d'arte per stata un... la Mara Del Rio Non è che si poteva chiamare Graziella Franchini, no, dai, no, ma infatti la Mara Del Rio ha scelto per lei Lolita, probabilmente eh, era molto piccolina, molto carina, sì. molto giovanile, per cui le ha voluto dare questo nome. Infatti, infatti. Allora ascoltiamo appunto un piccolo brano in chiusura, ti ringrazio, andate tutti su Crimini Dimenticati su YouTube, e continuate a seguirci. La prossima puntata parleremo magari di un caso un po' più recente, un po' di "mala giustizia" tra virgolette. Ciao. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club. Notte giorno passa vita sospirana e mo dice sospirana